A tutti un cordiale saluto e benvenuti a Valorizziamo, la faccia pulita dello sport. Siamo alla sesta puntata. Televideo Agrigento e Panathlon International attraverso il club di Agrigento insieme per parlare ovviamente di sport, ma di sport attraverso i valori. La puntata di oggi dedicata a un tema molto importante e delicato. Parleremo di solidarietà, di accoglienza, di integrazione, ovviamente sempre attraverso la pratica sportiva. È un tema più che mai attuale dopo il protocollo d'intesa firmato qualche giorno fa nella capitale al Viminale tra il Ministero dell'Interno e il CONI per aprire le strutture sportive ai minori stranieri non accompagnati ospiti nel sistema di accoglienza nazionale. Avremo dei contributi importanti, dei collegamenti telefonici, insomma una puntata ricca da non perdere. Vado subito a presentare gli ospiti. Parto dal mio compagno di viaggio che è Luigi Tropia, presidente del Panathlon Club di Agrigento. Grazie Luigi. Grazie. E ben ritrovato. E poi andiamo con gli ospiti, subito con Claudia Sinaguglia, educatrice dell'associazione Acquarinto di Agrigento. Grazie. Grazie a voi. E siamo con il presidente del CONI di Agrigento, Calogero Lopresti. Grazie Presidente. E allora, come annunciato, parleremo di solidarietà, di accoglienza di minori, ma anche di integrazione degli immigrati nel territorio attraverso lo sport. Prima di introdurre l'argomento con gli ospiti, prego la regia di mandare in onda il video, l'intervento del ministro Alfano proprio nel giorno, è successo venerdì, della firma di questo protocollo di intesa, e poi ne parliamo e affrontiamo il tema qui nel salotto. Prego la regia di mandare in onda il video. Ringrazio il Presidente del CONI per avere accettato, su proposta del nostro prefetto Scottolavina, di firmare questo protocollo e di darci una mano d'aiuto, così come ringrazio il Sottosegretario Manzione per l'azione straordinaria che fa e il Prefetto Morcone, che svolge questo lavoro con una passione davvero autentica e indefessa da anni. Caro Gianni, caro Presidente del CONI, noi ci occupiamo di una materia spinosa che dal punto di vista elettorale, come la tocchi, diciamolo in termini volgari, rischia di farti perdere consenso. Questo non è un buon motivo per non occuparsene. Non è un buon motivo per non occuparsene. Oggi noi siamo qui a dire una cosa che vale molto più della firma di questo protocollo. Noi abbiamo dei bambini, ne sono sbarcati in Italia più di 4.000 dall'inizio dell'anno, che sono bambini, ragazzini. La gran parte di loro, i ragazzini magari possono avere immaginato di decidere da soli, ma la gran parte di loro sono bambini. Qualcuno ha deciso per loro. Qualcuno ha deciso per loro, quel qualcuno in linea di massima è un genitore o i genitori. Alcuni scappano dalla guerra, altri da una persecuzione personale o etnica, altri semplicemente, lo dico tra virgolette, dalla fame. Sono arrivati da noi e noi siamo chiamati a scegliere che continente essere e che paese essere, non sono loro a scegliere. Loro sono venuti qui immaginando di trovare libertà, benessere, democrazia, accoglienza. Noi dobbiamo scegliere che paese essere. Lo scorso mese sono stato a Washington per importanti incontri con l'Attorney General del Presidente Obama, la collega Linda Lynch, o con l'Homeland Security Secretary, il collega Jay Johnson. Dopo sono andato a New York e, a parte altri impegni, ho voluto visitare il Museo dell'Immigrazione ad Ellis Island. Lì arrivarono tanti bambini italiani, portati lì dai genitori. Un secolo dopo, quando si fa il bilancio, scopriamo che qualcuno è diventato un grande attore, qualcuno un grande uomo di finanza, qualcuno un grandissimo talento imprenditoriale, qualcuno un grande leader americano. Erano bambini italiani. Al muro c'erano affisse le riviste satiriche dei giornali americani di allora e dicevano: stiamo facendo entrare in America tutti questi italiani che rovineranno la nostra America. L'ho fatta quella visita perché ero esattamente sicuro di trovare questa storia, perché qualche libro lo abbiamo letto e qualche film lo abbiamo visto. E oggi noi siamo qui a dire a questi bambini: noi pensiamo e sappiamo
di essere un grande paese e vogliamo e dobbiamo dimostrare di essere. Lo vogliamo dimostrare a dei bambini, non a degli adulti. Noi non abbiamo da dimostrare a degli adulti che paese siamo, abbiamo da dimostrarlo a dei bambini a cui noi, anche con questo protocollo, diciamo che vogliamo giocare insieme a loro, vogliamo che i nostri bambini giochino insieme a loro e che insieme ai nostri bambini provino insieme, posto che non è scontato neanche per i nostri di bambini, provino ad essere felici e provino ad essere felici in un paese che può diventare un luogo di felicità. E questo paese è l'Italia e lo sport è uno dei tragitti per la felicità dei ragazzi, per la felicità dei bambini, e noi non vogliamo che quel tragitto, che quella strada sia chiusa, sia bloccata non da un passo, non da un valico, ma da un muro di pregiudizi, da un muro di ostilità, da un muro a volte di odio. Siamo qui per abbassare quel muro, per abbassare quel valico, per buttare a terra quel muro e per dire a questi bambini che il gioco per loro da questo momento in poi sarà più facile e che nei nostri centri di accoglienza, dove loro sono assistiti da nostri operatori, da donne, uomini, molti dei quali lo fanno con gioia del volontario, con la gioia del volontario, di chi sa che c'è un pezzo dell'anima che si può realizzare senza stipendio, di chi sa che c'è un pezzo del nostro cuore che è gratificato senza vedere la busta paga. Ecco, in questi centri noi porteremo lo sport e dove non porteremo lo sport porteremo i bambini in vostri centri a praticare lo sport. Per cui io ti ringrazio perché noi stiamo facendo un qualcosa di molto più bello e importante di quello che le a volte burocratiche parole di un protocollo d'intesa possono raccontare, perché noi vogliamo raccontare la bellezza, l'idea e il sogno di un grande paese che rischia di smettere di essere grande proprio di fronte alla voglia di giocare dei bambini. Vi ringrazio. Queste erano le parole, questo era l'intervento del ministro Alfano, il ministro dell'Interno, parole molto profonde in occasione del protocollo d'intesa che ha voluto il Viminale. Allora Luigi, lo sport che si propone come strumento di integrazione, come strumento di inclusione sociale, ecco, questa può essere un'iniziativa che ovviamente potrà trovare terreno fertile, che il Panathlon per il ruolo che ha può spingere per, assieme al CONI ovviamente poi coinvolgeremo i nostri ospiti per portare avanti questa iniziativa. Io innanzitutto devo dire che sono molto orgoglioso di essere qui oggi, di poter parlare di questo argomento. Sono convinto che Agrigento, ultima in molte classifiche, oggi probabilmente, se non la prima, è tra le prime città in Italia a parlare di questo protocollo. E parte da Agrigento questo invito al ministro Alfano, quindi la città del ministro, dove può partire realmente un'integrazione reale con i giovani. Non vogliamo meriti, Luigi, però dobbiamo dirlo che il tema lo avevamo scelto prima che accadesse, ecco, questo avvenimento, questo momento, ecco, importante a Roma. Poi abbiamo avuto la fortuna di trovarci questo piatto così appetibile e quindi adesso ne parliamo. Assolutamente sì, e mi hai anticipato. Noi come Panathlon siamo anche fieri di poter parlare di tutti gli argomenti che riguardano lo sport, compreso questo dell'integrazione, e siamo contenti che lo Stato, quindi in questo caso il Ministro degli Interni, sia vicino pure a questa problematica. È un argomento spinoso, come ha detto il Ministro Alfano, però non deve essere motivo per non occuparsene, quindi siamo qui oggi con i nostri ospiti per parlare di questo e per, ripeto, far partire da Agrigento quello che è dentro questo contenitore, che è un protocollo, qualche azione reale sul territorio. Ma adesso sviscereremo un po' quello che è il contenuto del protocollo d'intesa, perché tra qualche istante avremo in collegamento telefonico in diretta il prefetto Rosetta Scotto Lavinia, che ha appunto curato questo protocollo ed è il direttore della direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Prima però un breve giro con gli ospiti e poi introduceremo... È in linea, solo un attimo, allora dalla regia mi dicono che dobbiamo dare allora spazio subito al prefetto. Grazie per essere qui con noi. Grazie, un saluto a tutti voi e complimenti. Ecco, il titolo della vostra trasmissione, valorizzare la faccia pulita dello sport, è proprio in linea con quello che noi abbiamo voluto fare sottoscrivendo il protocollo
tra il Ministero dell'Interno e il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, proprio per diffondere la pratica e l'implementazione di attività sportive per i minori stranieri che sono accolti nel nostro sistema nazionale di accoglienza. Il nostro sistema, diciamo, ha un alto livello di protezione e di tutela nei confronti dei minori e abbiamo pensato che proprio lo sport possa essere uno strumento eccezionale di integrazione, perché lo sport dà energia positiva, lo sport azzera le differenze, dà valore alle persone e soprattutto aiuta anche a completare la formazione. Quindi quale migliore strumento dello sport per aiutare i minori stranieri che sono in Italia perché l'Italia è un paese dal punto di vista, ecco, dell'accoglienza, noi li salviamo quindi il nostro sistema li accoglie e poi li vuole anche integrare, e quale migliore strumento appunto è lo sport. Cosa prevede nel concreto, nel dettaglio, questo protocollo d'intesa? Come si snoderà quali istituzioni coinvolgerà per poter poi avere un riscontro concreto a beneficio dei minori? Guardi, noi vorremmo attuare queste attività sportive in tutti i centri dove sono presenti i minori in accoglienza. Quindi dal sud, naturalmente, che è la terra che dà il maggiore contributo per quanto riguarda sia dal momento dello sbarco sia quello dell'accoglienza, ma anche le altre regioni che accolgono comunque i minori. E quindi verrà fatta attività sportiva coadiuvata dal CONI, naturalmente, che metterà a disposizione anche le proprie strutture. E quindi, diciamo, degli obiettivi che verranno raggiunti, soprattutto mi piace sottolineare il fatto che si creerà in questo modo spirito di gruppo anche tra giovani stranieri ma anche giovani italiani, quindi la possibilità anche di conoscersi anche tra culture diverse. E aiutare anche a comprendere quello che è il rispetto delle regole per raggiungere insieme gli obiettivi che sono propri dell'azione sportiva. In questa prima fase saranno coinvolte 3 regioni, c'è la Sicilia? La Sicilia sicuramente diciamo, è tra le prime regioni dove noi vorremmo attuare questa attività sportiva, perché, come ripeto, la Sicilia è la terra di accoglienza per antonomasia e quindi sicuramente noi includeremo anche la Sicilia. Lei nel suo intervento ha parlato di 2 pilastri, il CONI e il Ministero dell'Interno in questa iniziativa. Sì, che il Ministero dell'Interno si occupa proprio delle politiche dell'immigrazione, ha la responsabilità il Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'immigrazione, per quanto riguarda il sistema di accoglienza, ma non solo, anche per quanto riguarda le politiche di inclusione e integrazione. Questo con particolare attenzione per quelli che sono i soggetti più deboli, quindi soprattutto i minori, i ragazzi che sono da noi in accoglienza e sono per lo più ragazzi, diciamo, tra i 16, 17, 18 anni, ma anche bambini più piccoli. Noi abbiamo avuto proprio nel giorno della sottoscrizione del protocollo con il CONI insieme a noi dei ragazzi che sono in accoglienza nel nostro centro di Castelnuovo di Porto, vicino Roma, ed erano anche proprio ragazzi e bambini, direi, piccoli. Il CONI invece promuove la pratica sportiva, quindi si occupa, diciamo, della formazione completa dell'individuo dal punto di vista tramite lo sport, dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della formazione morale dell'individuo, della persona, e quindi questo può essere uno strumento eccezionale per quanto riguarda, per assicurare
una integrazione nella nostra cultura, nella nostra società. Facciamo intervenire, prefetto mi perdoni, facciamo intervenire il presidente delle Colli di Agrigento, Calogero Lopresti, avrà sicuramente qualche domanda per lei. Prego. Ma devo dire che accogliamo con grande simpatia questo protocollo d'intesa, perché soprattutto è rivolto a ragazzi minori, anche se sono stranieri in questa particolare situazione. Ovviamente il mondo dello sport agrigentino sicuramente farà la sua parte con grande determinazione e attendiamo semplicemente le direttive che verranno dal CONI per poter eventualmente organizzare un tipo di attività capace di poter soddisfare le esigenze di questi ragazzi che sono nelle comunità agrigentine. Adesso la lascio ad un'educatrice di un'associazione che si occupa di immigrati. Sì. Claudia Sinaguglia. Prefetto, intanto grazie per questo protocollo. Grazie a voi. Che è importantissimo, perché lei diceva poco fa bene una cosa: lo sport è il primo step, è quello che ci permette di avvicinarci a questi ragazzi. E quindi è fondamentale, perché è un veicolo che porta dei valori e della condivisione. Rappresentano i valori della lealtà, i valori del rispetto delle regole, il valore del unirsi e vincere assieme per un determinato obiettivo da perseguire. Noi in comunità abbiamo tanti ragazzi che ci chiedono la possibilità di fare dello sport, e fino ad oggi abbiamo avuto comunque non poche difficoltà, quindi grazie per questo protocollo. Grazie a voi, mi fa molto piacere, ecco, devo dire che in effetti è stato accolto da ogni parte in senso positivo questo protocollo, e io penso che un'immagine bellissima che adesso mi viene in mente è stata proprio citata nel corso della sottoscrizione del protocollo venerdì scorso, è quella, ecco, che quando noi vedremo giocare su un campo di calcio o giocare insieme, ecco, i nostri ragazzi insieme a minori stranieri, ecco, quel momento vorrà dire che effettivamente noi avremo raggiunto il risultato che ci eravamo prefissi, cioè quello di azzerare le differenze, perché penso che su un campo di calcio o quando dei ragazzi, dei bambini giocano, non c'è nessuna differenza di colore, di cultura, di religione, a quel punto sono soltanto ragazzi che giocano insieme. Penso che quindi l'obiettivo che ci prefiggiamo e che sarà raggiunto con questo protocollo è proprio quello di arrivare a una integrazione effettiva e di trasmettere i valori che sono insiti nello sport. Adesso per lei il presidente del Panathlon Club di Agrigento, Luigi Tropia. Prefetto, anche da me un saluto personale a nome del club che rappresento di Agrigento, il Panathlon Club. A nome del club sono particolarmente felice anche io, perché è chiaro che per noi i valori dello sport rappresentano il punto più importante della nostra attività. Mi ricollego alle parole del Ministro. Oggi parlare di immigrazione è difficile, perché accanto a situazioni belle come queste ci sono momenti tragici che vediamo ogni giorno e che il Ministro Alfano affronta con grande fermezza. Fa piacere, appunto, in mezzo a tante difficoltà, parlare pure di sport come strumento di elevamento culturale e di civilizzazione che il nostro Paese deve portare avanti. L'impegno nostro, nel nostro piccolo, che ho già condiviso con il nostro direttivo, è quello di far vedere, far conoscere alle società sportive questo protocollo, quindi sviluppare tra di noi questo protocollo e poi insieme al CONI sicuramente provare a mettere su qualche attività concreta. Quindi un ringraziamento a tutto il Ministero e ovviamente al Ministro porterà un saluto da parte nostra. Grazie. È una sfida quella che noi abbiamo voluto lanciare anche per coinvolgere tutti gli attori. Pronto?
Sì, la sentiamo, può andare avanti. Ecco, per coinvolgere tutti gli attori istituzionali che a diversi livelli contribuiscono diciamo al sistema di accoglienza e di integrazione, quindi insieme al Ministero dell'Interno. E quindi penso che il contributo di tutti, dal CONI ma anche tutte le altre federazioni e anche come il Panathlon possano essere utili per contribuire al raggiungimento dello scopo. Prefetto, prima di congedarla, ecco, le vorrei sottolineare questo: in che misura saranno coinvolte le comunità in questo progetto, perché un po' di fermento, bisogna essere pure schietti, c'è un po' di agitazione perché non sempre le comunità vengono messe nelle condizioni di operare bene. Qualche giorno fa qui ad Agrigento avevamo delle cooperative che protestavano per mancanza di fondi da parte dei comuni che non pagano i contributi. Ecco, sotto questo aspetto lei può dare una risposta? Il Ministero dell'Interno è impegnato sicuramente per cercare di risolvere anche queste problematiche, soprattutto con un'azione costante da parte del nostro capo dipartimento, il prefetto Morcone, quindi penso che queste problematiche arriveranno a soluzione in breve tempo. Grazie per il suo contributo, buon lavoro. Grazie a voi, buona prosecuzione. Grazie, ringraziamo allora il prefetto Rosetta Scotto Lavina, direttrice della direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, che ha curato il protocollo d'intesa firmato al Viminale per aprire le porte, le strutture sportive ai minori non accompagnati che arrivano in Italia ospiti nel sistema di accoglienza nazionale. Allora facciamo un altro giro, vorrei coinvolgere ancora il presidente del CONI di Agrigento, Calogero Lopresto. Un'iniziativa molto interessante. Adesso il CONI dovrà essere operativo con le sue attività per coinvolgere, per mettere a disposizione attraverso le strutture appunto queste attività a beneficio dei minori. Presidente, bisogna lavorare. Sì, come prima cosa bisogna conoscere un po' cosa c'è nel territorio, che cosa quali sono i momenti di accoglienza della nostra provincia e fare un censimento dei ragazzi che desiderano fare sport, perché poi non tutti, né che si può obbligare a fare sport per forza, quindi bisogna chiedere un po' ai ragazzi, quelli che hanno veramente questo piacere di fare questo tipo di attività. Ritengo che se sono minori, alla richiesta volete fare sport, sicuramente tutti diranno sì. Poi bisogna organizzarsi bene, perché non è che si può creare un'attività così dall'oggi al domani senza avere mezzi, senza avere opportunità dei luoghi dove svolgere questa cosa. Quindi c'è una prima fase di indagine per capire dove, come e quando poter operare. Diamo un po' la fotografia parlando di numeri. Il Ministro parlava per quanto riguarda questi primi mesi del 2016 di 4.000 minori non accompagnati che sono arrivati in Italia. Al 31 dicembre 2015 il numero complessivo era di 12.360 minori arrivati in Italia, sbarcati in Italia, di cui 4.000 in Sicilia. La Sicilia è la prima terra di accoglienza, poi segue la Calabria e la Puglia. Ecco, dati che ovviamente fotografano un po' quella che è la situazione di questa emergenza sbarchi, di questa emergenza delle traversate della speranza, con numerose persone che provano a trovare un futuro migliore da questa parte del Mediterraneo. Allora, Claudia Sinaguglia, voi avete un polso della situazione, un quadro più completo, anche perché vivete quotidianamente questa esperienza. Assolutamente sì. Intanto posso dire al Presidente che il 90% dei ragazzi che sono presenti nel territorio agrigentino vogliono fare sport, e forse anche di più, proprio perché lo sport è il veicolo di conoscenza, certo, e non solo.
tutti quanti, almeno io parlo per i miei ragazzi dell'Associazione Querinto, conoscono il calcio e il calcio rappresenta in qualche maniera per loro una speranza. Allora magari raccontano, il primo approccio, che è quello che ho io una volta che non ci conosciamo, è proprio parlare di calcio. E da lì si sciolgono i cuori, perché io dico sempre che lo sport parla una lingua che comprende tutto il mondo. Universale. Esatto, perché tutti quanti. Ma sarà importante anche il fatto di farli incontrare con i ragazzi nostri, Certo. perché non possono fare Certo. sport loro No, da soli. assolutamente Bisogna no. creare una L'integrazione- situazione di promiscuità, anche per cercare di far imparare la lingua a questi ragazzi. Io non so quanto tempo debbono o possono restare qui da noi, quindi penso che una delle cose fondamentali è farli avvicinare con altri ragazzi nostri, Certo. e cercare di parlare innanzitutto l'italiano. Io vi se fermo non- perché andiamo a vedere una storia di un ragazzo minore che si trova in una comunità ad Agrigento. L'intervista l'ha realizzata Adriano Licausa, ha intervistato il giovane, ha intervistato anche la responsabile della comunità di Agrigento. Allora, vediamoci assieme questa intervista e poi torniamo in studio. Siamo in una comunità alloggio per minori non accompagnati, lei è la responsabile, Teresa Piranio. Cosa mi dice? Qual è la vostra attività all'interno del centro? Cosa fate per favorire l'integrazione? Innanzitutto i ragazzi vengono accolti, vengono affidati a noi tramite la questura di Agrigento. Dopodiché i ragazzi, una volta inseriti in comunità, seguono un percorso di integrazione che va dall'alfabetizzazione, perché loro frequentano un corso di alfabetizzazione culturale dove viene insegnata la lingua italiana. Poi noi cerchiamo di fare altro, integrandoli. Magari la maggior parte dei ragazzi che vengono dicono di saper giocare a calcio e di volere giocare, amano molto il calcio, quindi laddove possiamo cerchiamo di inserirli in qualche scuola calcio per vedere le loro attitudini. Quanto è importante lo sport per l'integrazione? Tantissimo, perché i ragazzi tramite lo sport imparano anche a stare assieme tra di loro, anche perché loro non sono tutti della stessa nazionalità, quindi arrivano ragazzi del Gambia, della Somalia, del Mali, e quindi anche tra di loro, integrarsi anche tra di loro è molto importante, perché non avendo la cultura, essendo di culture diverse, ogni tanto qualche problemino nasce, e quindi anche tra di loro hanno bisogno di conoscersi e di integrarsi anche tra di loro. Come valuta la firma del protocollo d'intesa al Viminale tra il Ministero degli Interni e il CONI riguardo alla costruzione di strutture sportive per minori? Se ciò avverrà sarà una cosa secondo me positiva e molto importante, perché loro tramite lo sport riescono innanzitutto a vivere, cioè a stare meglio con loro stessi, e quindi è anche una valvola di sfogo, perché questi ragazzi vengono qui con tante aspettative, prima di tutto i documenti, lavoro, e quindi molto spesso dovuto alla lentezza burocratica sono frustrati, e quindi hanno bisogno, lo sport diventa anche un mezzo di sfogo per loro, molto importante. A proposito dell'attitudine, ci diceva prima, di questi ragazzi verso lo sport e in particolare il calcio, avete avuto un ragazzo in questa comunità talmente bravo nel giocare a calcio che stava per approdare, per indossare la maglietta bianca-azzurra, ovvero quella dell'Acragas, poi per un problema burocratico non è stato possibile. Cosa chiede lei alle istituzioni sportive in tal proposito? Sì, esatto, si chiama Usman, adesso non è più nella nostra comunità. Era ritenuto bravo dai competenti, diciamo, in materia, quindi dagli allenatori. Sì, abbiamo avuto un problema, perché essendo questi ragazzi privi di qualsiasi documentazione, perché arrivano qua
sprovvisti di tutto, avevano bisogno, l'associazione aveva bisogno di un documento che naturalmente il ragazzo non aveva. E quindi a noi è dispiaciuto tanto, quindi io chiederei uno snellimento nella burocrazia e anche meno richieste di documenti. A proposito di questo sport, ti dico, nella nostra comunità attualmente abbiamo un ragazzo, Ibrahim Ballo, che proviene dalla Costa d'Avorio ed è, diciamo che lui è bravo a giocare, è molto bravo. Quanti anni hai? Io ho 16 anni. Da quanto tempo sei qui? Ho fatto un anno la mese scorso. Da dove vieni? Io vengo di Costa d'Avorio. Come ti trovi qui ad Agrigento e cosa ti piace fare? Mi piace fare calcio, pure andare a scuola. Mi trovo in Agrigento molto bene. Sono contento di essere con loro. Io gioco a Fontanelle, io gioco con Latena, amico di nostra responsabile, si chiama Teresa. Quante volte alla settimana vai a giocare? 3 volte per settimana, lunedì, mercoledì, pure venerdì. Come ti trovi con i tuoi compagni? Mi trovo bene, sono contenti. Abbiamo fatto tante cose. La settimana scorsa abbiamo giocato amichevole con l'altra squadra. Abbiamo vinto 6-0. Che ruolo hai? Io gioco a difensore. Il nome fa ben sperare, si chiama Ballo, potrebbe insomma sognare di diventare come Ballotelli, come fisionomie ci siamo. Gli auguriamo veramente tanta fortuna a questo giovane presidente. Allora, ecco, lei ha visto, ha sentito questo giovane, ma nelle comunità ci sono anche tante altre realtà, tanti altri giovani che amano lo sport. Sì, sì, certo. Un problema è quello che questi ragazzi non hanno nessuna documentazione. L'ufficialità per essere inseriti ufficialmente in qualche società sportiva è un po' difficile. Ecco quello che denunciava la responsabile della comunità. Se È non... accaduto lo scorso anno con un ragazzo che stava per accasarsi con la maglia dell'Acagas e poi mancava un documento perché non c'era un passaggio e quindi questo poi è un problema è andato via in Svizzera adesso. Che può essere risolto però non da noi sicuramente, ma dalla pubblica amministrazione. Allora, Luigi, ecco, realtà come queste che ovviamente danno la misura di quella che è la realtà dei minori nelle comunità siciliane, ma anche in Italia. Bisogna appunto trovare adesso il sostegno per aprire queste strutture sportive. Ci sono tanti giovani che aspettano di trovare anche la possibilità di mettersi in mostra. Lo sport è importante perché educa, perché forma, perché favorisce l'integrazione. Assolutamente, il punto focale è questo, sport come strumento di socializzazione e di integrazione psicofisica, perché serve pure non solo dal punto di vista fisico, ma serve ai ragazzi per poter superare tanti traumi che hanno avuto. È chiaro che attorno a questo problema ci sono tante altre situazioni da sistemare, ne abbiamo dette un po' qui in studio. È chiaro che questo è lo spunto da dove iniziare. Speriamo e abbiamo tutti la voglia di cercare di far proseguire questo progetto. Noi nel nostro piccolo, ripeto, partiremo dal divulgare questo protocollo, coinvolgere le società sportive che per esempio già hanno, per esempio... Luigi, ti fermo perché la liturgia lo impone. Abbiamo il collegamento con il presidente del CONI Sicilia, Sergio D'Antoni. Salve Presidente. Sì, buonasera. Salve. Grazie per aver accettato il nostro invito. Parliamo di solidarietà, parliamo di integrazione. Abbiamo acceso i riflettori soprattutto sul protocollo d'intesa firmato al Viminale. Lei era presente assieme a Malagò. Cosa rappresenta questa iniziativa? Beh, rappresenta un punto importante soprattutto per i bambini, sia quelli accompagnati sia quelli non accompagnati, perché per questi bambini è fondamentale utilizzare lo sport come strumento di integrazione sociale, come strumento di capacità di stare con gli altri, di attraverso lo sport di socializzare, di
mettere in moto un processo vero che serve all'integrazione. Quindi la Sicilia, insieme ad altre 2 regioni, il Lazio e l'Emilia Romagna, è stata scelta come regione di sperimentazione di questo progetto. Noi siamo molto contenti di poterlo applicare e ora aspettiamo le modalità, dopo la convenzione, le modalità di applicazione, tutte le istruzioni che servono per fare in modo che il progetto riesca nel migliore dei modi, e per questa ragione, diciamo, ci stiamo preparando. Ecco, lei, come dicevamo, ha partecipato alla presentazione del protocollo d'intesa. Che aria si respirava? Beh, l'aria è molto positiva, cioè si capisce, questo è un elemento, noi lo andiamo diffondendo dovunque, vale anche per gli italiani, per i siciliani. Usare lo sport come integrazione sociale bisogna che entri nella testa di tutti. Molti bambini siciliani non hanno la possibilità di fare sport e noi dobbiamo fare in modo che ce l'abbiano tutti questa possibilità, attraverso le scuole, attraverso progetti che stiamo portando avanti. Questo si inserisce nell'azione generale che portiamo avanti, e attraverso la sensibilità del Ministero degli Interni e attraverso la nostra predisposizione a fare questo lavoro si può ottenere un grande risultato. Insisto, soprattutto per i bambini, perché sono quelli che rischiano di più, diciamo, di restare senza far nulla, di non avere la possibilità di conoscere altri. Se si integrano, se fanno sport o di squadra o singoli, possono anche attraverso questa strada trovare una via, un modo, e poi ci può essere anche in questi casi il grande campione nascosto, perché come si sa, diciamo, se tanti fanno sport che altrimenti non avrebbero fatto, si può scoprire che c'è qualcuno particolarmente bravo in qualche disciplina, quindi è un vero investimento di integrazione e di modello sportivo. Ci può essere un nuovo Balotelli? Sì, Balotelli ahimè poi è arrivato al massimo e non ha più proseguito, diciamo, ma ci può essere un nuovo, ecco, un nuovo di tante. Abbiamo la Fiona May, per fare un esempio, diciamo, che mi pare più positivo, certo, no? Che è stata campionessa, che ora è un portabandiera, che è un modello di integrazione, ecco, tante Fiona May. Io penso che siano proprio l'elemento che ha fatto uno sport più di fatica e meno di affermazione. Balotelli è l'aspirazione di tutti, no? Il calcio, mentre altri sport che possono dare le stesse soddisfazioni possono integrare in maniera forte. Presidente, la lascio al presidente del CONI di Agrigento, Calogero Lopresti. Sì. Ciao Sergio. Ciao. Ciao. Siamo qui per parlare di questo argomento che sicuramente è estremamente interessante, e quindi vedremo poi come poterci calare nella realtà agrigentina. Sì. Forse sicuramente ne parleremo al prossimo Consiglio, la prossima Giunta a Palermo. Sì, anche se ancora la prossima, siccome questa settimana non è il tempo giusto, diciamo. Penso quella che faremo il mese prossimo, perché aspettiamo queste istruzioni ancora sul dettaglio, come verrà esplicitato il progetto, come verrà applicato, in quale zone, come, quindi tutto questo verrà deciso a livello nazionale, poi noi lo applicheremo, diciamo, quindi dobbiamo aspettare che venga deciso. Presidente, sì. Prego, Presidente Lopresti. No. Bene, okay, allora la lascio un attimo, se è finito, la lascio al presidente del club di Agrigento del Panathlon, Luigi Tropia. Sì. Presidente, grazie ovviamente per il suo intervento qui nella nostra trasmissione. Io dico una cosa sola, abbiamo ascoltato noi in differita, registrato l'intervento del ministro Alfano, lei era lì presente. Sì. Il messaggio ci dà sicuramente una grossa responsabilità, perché lui parla di valori dello sport, ma di valori anche di uno Stato, quello italiano, che deve crescere attraverso lo sport e l'integrazione. Quindi quello che le chiedo da presidente di un piccolo club Panathlon di Agrigento è di mettere pressione al CONI a Roma, al presidente Malagò, e appena avrete le linee guida di trasferirle, perché abbiamo la volontà, la forza e la voglia di
trasferirle sul territorio nostro agrigentino. Sì, ma su questo dovete assolutamente non aver dubbi, diciamo, perché da parte nostra c'è tutta la volontà di attuarlo nel più breve tempo possibile, tutta la predisposizione. Tenga conto che in questo è fondamentale, diciamo, il valore che il CONI nazionale dà alla Sicilia nel momento in cui le 3 regioni che sono state scelte sono Sicilia, Lazio ed Emilia, quindi questo le dà l'idea che, diciamo, veniamo scelti, come del resto è come zona di frontiera, e quindi in questo senso abbiamo tutto l'appoggio necessario da parte del CONI nazionale. Quindi ora, appunto, ripeto, aspettiamo queste istruzioni e poi ci metteremo subito al lavoro per fare in modo che le cose si facciano nella maniera migliore possibile. Grazie. Presidente, lei era a Roma, ecco, le vorrei chiedere questo, ancora non si conoscono i dettagli del documento, del progetto, ma ci sono in cantiere possibilità di realizzazione di nuove strutture sportive o dovranno essere sfruttate quelle che ci sono? No, dovranno essere sfruttate quelle che ci sono, perché se vogliamo in questa fase cominciare subito non possiamo aspettare nuove infrastrutture, diciamo, che come tutti noi sappiamo purtroppo vogliono spesso anni prima di essere realizzate. Questo è un progetto che deve partire subito, quindi dobbiamo utilizzare le strutture che abbiamo, integrarle, sia quando questa attività sportiva va fatta nei centri dove gli immigrati si trovano, sia quando vanno fatte fuori dai centri, cioè negli impianti sportivi che le società usano. Quindi bisogna che poi la società che usa quell'impianto lo usa per fare pure questa attività con i giovani immigranti. Parliamo di una fase sperimentale, un ciclo di 3 anni? Progetto una durata di 3 anni sperimentale che noi speriamo vada molto bene, perché poi possa essere proseguito. Grazie Presidente. Prego, per il suo contributo, grazie. Grazie. Ringraziamo il Presidente Sergio D'Antoni, Presidente del CONI Sicilia, per questo suo intervento. D'Antoni che era presente alla firma del protocollo d'intesa al Viminale. Adesso andiamo subito in pubblicità, ci fermiamo e poi torniamo per la seconda parte di Valorizziamo la faccia pulita dello sport. A tra poco. Nel cuore della Sicania, prezioso, innovativo, multimediale, Museo archeologico di Sant'Angelo Muxaro. 7 le sale espositive. In vetrina, reperti sulla geologia, della preistoria e della necropoli protostorica che si apre lungo il versante meridionale del colle, dove incantevole è la tomba del principe. Di rilievo anche Monte Castello e Grotticelle. La visita del Musam è indicata anche per conoscere, attraverso strumenti interattivi, luoghi incontaminati e ricchi di bellezze. Qui la storia si fonde con la saga di Minosse e Cocalo, e dove gran parte degli studiosi colloca la città di Camico. Irrinunciabili le escursioni nella riserva naturale Grotta Ciavoli. Chiese, tradizioni, sapori e ospitalità fanno il resto. Sindaco e amministrazione vi aspettano a Sant'Angelo Muxaro. Musical Bar, ingredienti genuini e selezionati di produzione locale. Al Musical Bar, la pasticceria suona festa, nel segno della tradizione. Siamo in via Porta Palermo a Raffadali, la culla del pistacchio, un marchio di fabbrica che firma i nostri migliori prodotti a prezzi imbattibili. Tutto preparato artigianalmente nel nostro laboratorio. Ecco il nostro gelato, preparato con cura, passione e competenza. Una varietà di gusti e specialità della casa per deliziare il vostro palato. Venite a trovarci a Raffadali, in via Porta Palermo 147. Da noi al Musical Bar qualità e convenienza fanno la differenza. Bene, siamo tornati con Valorizziamo la faccia pulita dello sport, la seconda parte. Intanto ci ha dovuto lasciare Calogero Lopresti, presidente del CONI di Agrigento. Vedete la sedia vuota, aveva impegni istituzionali, dunque ringraziamo il presidente Lopresti per la sua presenza fin qui all'interno dello studio. Noi andiamo avanti con il nostro presidente del Panathlon Club di Agrigento, Luigi Tropia, con Claudia Sinaguglia, educatrice
educatrice dell'Associazione Acquarinto di Agrigento. Allora subito voglio coinvolgere Claudia Sinaguglia. Al di là della carta d'identità minori maggiorenni, ecco, c'è la sete di sport all'interno delle strutture, ecco, lì bisogna puntare perché bisogna, ecco, stimolare la pratica dello sport, che può essere importante per l'integrazione e per trovare anche armonia all'interno dei gruppi. Assolutamente sì, io in quanto educatrice utilizzo lo sport come pratica educativa, che è fondamentale. Noi in Associazione Acquarinto abbiamo anche collaborato con la Fortitudo e con l'Agragas Calcio e abbiamo girato più volte le scuole, per esempio, per parlare di integrazione e sport con la Fortitudo. Un altro esempio di integrazione straordinario è come i nostri ragazzi vadano a vedere le partite dell'Agragas Casalinghe e si siano fatti amici di ragazzi agrigentini e hanno organizzato appunto delle piccole trasferte, piuttosto che comunque il vedere tutti quanti assieme la partita, e si annienta completamente quella che è la differenza, perché io credo che l'unicità rende unico l'uomo e quindi non bisogna fare, secondo me, nessun tipo di differenza. I nostri ragazzi vogliono fare attività sportiva, purtroppo essendo ospitati in case o comunque in piccoli centri che non hanno lo spazio adatto per poterlo fare, facciamo fatica a portare avanti questo tipo di progetto. Io mi auguro che questo protocollo venga veramente applicato in modo tale che si possa concretamente realizzare qualcosa che vada proprio a favore dell'integrazione e della conoscenza tra le culture che sono lontane dalla nostra. La vostra comunità ha dei riferimenti logistici dal punto di vista sportivo dove indirizzare i giovani? No. Non abbiamo un vero e proprio riferimento. Noi cerchiamo di sopravvivere, tra virgolette, cercando appunto di dare il meglio e il massimo che è nelle nostre possibilità. Ecco, trovare come interlocutori i comuni, i sindaci. Avete provato a bussare alle porte delle amministrazioni comunali? Allora, sì, lo abbiamo fatto. Devo anche dire che in cantiere abbiamo un progetto che raccoglie varie tipologie, vari aspetti dello sport, però i tempi di attesa sono estenuanti e non sempre c'è la possibilità di utilizzare, vuoi perché quella struttura è stata abbandonata e quindi non è idonea, vuoi perché magari quell'altra struttura è occupata da altre manifestazioni. Comunque non bisogna nascondersi, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive. Luigi, bisogna puntare a stimolare anche le amministrazioni comunali, le istituzioni a mettere a disposizione le strutture sportive, quelle che ci sono, al di là del progetto che decollerà, però ecco, bisogna avere anche la sensibilità istituzionale di trovare un punto d'incontro, di trovare un momento di sintesi per mettere anche questi giovani che vivono nel nostro territorio a trovare anche un momento per svolgere attività sportiva. Peccato che il Presidente Lopresti sia andato via, perché in questa seconda parte potevamo un po' tirare le somme e creare anche una prospettiva. Come dice Claudia, anche io sono d'accordo, dalle parole bisogna passare ai fatti e tutti nel proprio piccolo deve partecipare. Il CONI deve essere da stimolo tra il comune e le società sportive per cercare di creare questa vicinanza, quindi lo faremo anche noi, saremo anche noi da stimolo. Non muri ma i ponti. Non muri ma ponti. Io so già per esempio che nell'attività di affidare impianti sportivi ai privati il comune nei contratti aveva già previsto per esempio un particolare trattamento per le fasce deboli. Quindi le fasce, quelle che non possono partecipare attivamente al pagamento delle varie attività. Quindi sarebbe interessante poter fare inserire pure la possibilità di permettere anche a questi ragazzi di poter fare sport, perché non dimentichiamo, anche questa è pratica, nell'affidare gli impianti sportivi ai privati non dobbiamo dimenticare che lo sport è un diritto di tutti e quindi devono farlo tutti. Quindi, ripeto, faremo noi un po' da stimolo, l'idea che abbiamo già condiviso con il direttivo di fare un ulteriore incontro tra CONI, amministrazione comunale e dirigenti delle società sportive per trovare un po' un punto
importante, prima che anche le linee arrivino da Roma, perché possiamo fare qualcosina anche noi subito. Favorire anche i minori non accompagnati, favorire gli immigrati maggiorenni, ma ovviamente bisogna dare anche l'opportunità, lo abbiamo detto nelle puntate precedenti, ai giovani del nostro territorio, quelle che appartengono a fasce meno abbienti, che non possono permettersi di pagare per andare in palestra, per andare nei centri sportivi. Ecco, noi parliamo in questa puntata, a scanso di equivoci, di immigrati, di minori non accompagnati, ma ovviamente il tema è molto delicato, è molto importante, è molto più ampio, perché riguarda tutti i giovani, anche quelli del nostro territorio che non sono nelle condizioni economiche di poter mettere mano al portafogli per partecipare alle attività sportive. Questa è una battaglia che il Panathlon porterà avanti e che attraverso le istituzioni, ma anche attraverso il CONI, dovrà stimolare le istituzioni. Luigi, questo è un impegno che il Panathlon deve assumere, perché ecco, dalle parole, come dicevi tu, bisogna passare ai fatti. Assolutamente, è un punto che è nella carta nostra del club, quindi come hai detto tu Claudio prima, questa trasmissione era già prevista, però è chiaro che questo protocollo ci dà ancora di più l'impulso di andare avanti. Non dimentichiamo, il ministro Alfano fa sport, ha fatto sport, quindi senza retorica dico che la sua presenza personale per confermare quello che è il principio che sta dietro al protocollo ci dà una forte responsabilità che è giusto seguire, perché oggi al di là dei problemi, per cambiare la cultura, per cambiare la società, bisogna agire sulla cultura, quindi sulla scuola, quindi sulla socializzazione dei ragazzi, e lo sport è una cosa che fa parte di questo mondo. Integrazione, accoglienza, ma anche solidarietà e legalità, altri punti importanti che sono i valori essenziali nella pratica dello sport. Allora andiamo allo Stadio Esseneto di Agrigento con Cristian Lozzito, perché nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione sportiva studentesca a sfondo solidale. È un momento per dire no alla violenza. Allora vediamo il servizio. Uno stadio Esseneto davvero big match, questa volta non per tifare Acragas, ma per gridare alla condivisione dello sport da parte dei giovani studenti agrigentini. Uniti nello sport, legalità e solidarietà, questo è il titolo del torneo di calcio maschile e femminile al quale hanno partecipato stamane rappresentanze del Liceo Leonardo, istituto organizzatore dell'evento, l'ITC Sciascia, l'IPIA Fermi, l'ITC Foderà, il professionale Rita Levi di Montalcini e l'Istituto Gallo. Questa è una tappa fondamentale per quanto riguarda l'anno scolastico di tutti questi istituti partecipanti. Lo sport, naturalmente tu lo sai meglio di me, trionfa sempre, lo sanno anche tutte le persone che seguono la vostra emittente, ma quanto è importante lo sport è importante anche la legalità. I ragazzi si sono comportati in modo corretto, genuino, con tanto entusiasmo. Ogni istituto naturalmente ha avuto la possibilità di preparare i ragazzi nelle attività pomeridiane che si svolgono a scuola, e praticamente dalla selezione fatta sono emersi, diciamo, i ragazzi più meritevoli, che sono stati poi portati qui in questa competizione sportiva. La manifestazione, oltre allo scopo di carattere sportivo, ha avuto la finalità di sensibilizzare gli studenti ai valori positivi della legalità e della solidarietà. I rappresentanti dei vari istituti, i partecipanti di fatti, hanno raccolto dei contributi degli studenti di tutte le classi, che sono stati devoluti interamente alla mensa dei poveri di Agrigento. Questo è un evento veramente importante per noi. Il Liceo Leonardo ha organizzato, mi presento, sono il rappresentante del liceo. Abbiamo organizzato questa manifestazione per rilanciare i valori contro il bullismo, speriamo di fare molta solidarietà soprattutto per quelli che stanno molto peggio di noi. È giusto appunto che i ragazzi partecipino a queste manifestazioni, così che capiscano il vero senso di quello che noi organizziamo. Non è una giornata che ha l'unico fine di magari mancare un giorno di scuola, ma appunto quello di partecipare e sentirci uniti per quello che è appunto il problema del bullismo all'interno delle scuole. Alla manifestazione sono stati invitati a partecipare tutte le autorità civili, militari e religiose della provincia di Agrigento, ma i protagonisti indiscussi sono stati loro, i giovani talenti agrigentini, tra loro vere promesse del calcio agonistico. Sì, sicuramente questa è una bella iniziativa. Io sono stato impegnato fino a ieri con la mia squadra, col Canicattì, abbiamo fatto una bella vittoria, ma oggi non potevo dire di no.
Sicuramente daremo una bella esibizione, faremo una bella esibizione davanti a un vasto pubblico, cercheremo di dare il massimo di vincere, non sarà facile, però conciliare studio e sport è difficile, ma ce la sto mettendo tutta per raggiungere tutti gli obiettivi che sono lo studio e il raggiungimento di un obiettivo sia nel calcio che nella vita. A proposito di solidarietà, Claudia Sinaguglia, c'è solidarietà tra gli immigrati? Sì, c'è solidarietà. È ovvio che ogni tanto magari può capitare in momento di discussione, ma sempre costruttiva, almeno per quanto riguarda i nostri ragazzi. E poi c'è una cosa che è bellissima: molte volte le persone, le fasce più deboli, apprezzano la semplicità e il valore della semplicità e ti insegnano, infatti io devo dire sempre grazie ai miei utenti, ti insegnano il valore e il saper apprezzare le cose semplici. Se qualcuno sta male si forma una sorta di catena e tutti quanti fanno dei passaggi affinché la persona che sta male ritorni a stare bene. Ed è secondo me una delle cose più belle che noi, così pieni da noi stessi, dovremmo riprendere e fare nostro. Bene, Luigi, lascio a te la chiusura. Ringrazio sempre te, la televisione, per dare la possibilità veramente di parlare di questi argomenti importanti. Abbiamo lanciato un po' l'ama, come si dice, speriamo ora c'è l'impegno nostro di lavorare e di riuscire a rendere concreto un po' questa idea del protocollo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa sesta puntata di Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Ringrazio Luigi Tropia, presidente del Panathlon Club di Agrigento, ringrazio Claudia Sinaguglia, educatrice dell'Associazione Acquarinto di Agrigento, non c'è più, ma lo ringrazio ugualmente il presidente del CONI di Agrigento, Calogero Lopresti. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.